Qual è il futuro di Chioggiorto Questo si chiede Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico di Chioggiorto del Veneto, che stamani ha accolto la stampa cercando di spiegare la grovigliata matassa di fatti che lo spingono a farsi questa domanda e a farla per conto di quelli che sono i soci di Chioggiorto. Prima di oggi ha cercato di farlo con le forze politiche di maggioranza, riuscendo a parlare con Forza Italia, con Chioggia Protagonista, la lista civica che ha appoggiato il sindaco, ma non è riuscito a esprimere dubbi e perplessità alla Lega e a Fratelli d'Italia. Non ancora almeno, ma ha ancora fiducia che un incontro si possa avere. Le sue paure nascono da una mancanza di investimenti nel settore agricolo che si evince da una lettura del DUP, il documento unico di programmazione 2023-2025, ma anche da due spade di Damocle che pendono sopra la testa di Chioggiorto, la Madia e la questione Opo Veneto. Il decreto Madia stabilisce che se una società non raggiunge il €1.000.000 nel bilancio di un esercizio, la parte pubblica debba uscire. Chioggiorto il €1.000.000 non lo raggiunge, ma a livello comunale il 19 dicembre del 2022 è stata deliberata una proroga che ha permesso ad SST, la parte pubblica, di rimanere, ma siamo quasi al termine e al momento non c'è alcuna certezza su ulteriori atti dell'amministrazione che facciano pensare al mantenimento dello status quo attuale. Diversa è la questione di Opo Veneto, detentrice del 37% delle quote societarie, garantendo la maggioranza ai privati. Aveva chiesto il recesso. Ci si chiede come andranno ridistribuite queste quote. Si era invitato il sindaco ancora lo scorso febbraio per venire a capo di questa faccenda, ma questo incontro, sottolinea Palo, non è mai avvenuto. Eppure lo stare a fianco di Chioggiorto faceva parte del programma elettorale, poi programma di mandato, e Chioggiorto non è solo una realtà economica, ma rappresenta anche un capitale sociale e storico del territorio. Era stata incaricata a SST di stilare un piano strategico aziendale per un medio-lungo periodo ed è stato emanato un avviso pubblico per trovare il professionista in grado di farlo, ciò ancora ad ottobre dello scorso anno. L'agosto successivo il direttore di SST, Vincenzo Viapiano, interpellato, aveva affermato che si stava studiando la situazione, senza condividere alcunché con i diretti interessati, lamenta Palo, ma informando che qualsiasi spesa riguardante il mercato ortofrutticolo sarebbe stata al momento inopportuna. Già il direttore precedente aveva richiesto che venisse congelato qualsiasi progetto riguardante il mercato. Il piano doveva far giungere più denaro alle casse di Ortomercato, alla quale nel frattempo si è vista decurtare le aree che sarebbero dovute trasformarsi in centro cottura e togliere il campo da calcio, affidato a SAT, la quale avrebbe dovuto usarlo come campo per allenare i piloti di droni in vista di un progetto comunale, ma che al momento ha abbandonato a rovi, sterpaglie e degrado, aree che avrebbero fatto parte di un progetto di riqualifica che avrebbero potuto portare ulteriori fondi al mercato. Il fatto che il mercato dell'ortofrutta sia in crisi non riguarda soltanto l'ortomercato di Brondolo, colpito da situazioni climatiche fuori norma, da un'inflazione trimestrale del 23% che limita le vendite, mettendo in difficoltà tutto il settore, soprattutto la quarta gamma. Il programma elettorale avrebbe dovuto dare certezze, afferma Palo, ma ora, a un mese e mezzo dalla scadenza della proroga, non sappiamo nulla. A febbraio, se il sindaco avesse risposto all'invito, conclude Palo, avremmo capito come poterci muovere. Certamente in palazzo si sta studiando la situazione, ma non si tratta di una discussione da fare tra pochi intimi, come quella sul Silos all'Isola dei Saloni, conclude, ma il mercato è un patrimonio della città, di un mondo agricolo del territorio, non può essere solo una voce in un bilancio. I soci sono disponibili a ragionare anche sul mettere in atto una riduzione di capitale, ma bisogna sedersi subito a un tavolo di confronto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.